I privati potranno gestire le ville e le aree comunali di verde pubblico del comune di Favara. Potranno anche aprirvi un'attività commerciale, ma dovranno occuparsi della custodia e della manutenzione. Un risparmio per l'ente pubblico e una possibilità di investimento e di lavoro per il privato. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera, ha infatti approvato all'unanimità dei presenti, 20 su un plenum di 24, il regolamento per la concessione in uso e in gestione delle aree e ville comunali adibite a verde pubblico. In realtà il Comune di Favara un regolamento lo aveva già. Era stato approvato nel 2016 e modificato nel 2021, ma non aveva mai trovato applicazione. Il nuovo regolamento, fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, fin da quando era assessore nella scorsa sindacatura, consta di 29 articoli e sostituisce integralmente quello finora in uso che, come dicevamo, non era mai stato applicato. Nella seduta di ieri sera è stato approvato anche il punto relativo alla verifica della quantità e della qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e all'attività produttiva e terziaria per l'anno 2022. Un atto dovuto dalla norma, anche perché il Comune di Favara non possiede nessuna area e nessun fabbricato da destinare a tale uso. I consiglieri comunali hanno approvato infine il provvedimento che autorizza l'installazione di abbeveratoi per animali domestici nelle piazze, ville, giardini, strade e aree pedonali della città. Cambia intanto la composizione dei gruppi consiliari. Due consiglieri comunali, infatti, hanno annunciato l'adesione a formazioni politiche diverse da quelle dove erano stati eletti un anno fa. Salvatore Fanara, il primo eletto in assoluto nella lista di Diventerà bellissima, aderisce alla Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, con la quale si era presentato alle recenti elezioni regionali, ottenendo oltre 6.200 voti. Il consigliere comunale Antonio Cipolla, eletto nella lista civica Azzurri per Favara, aderisce a Forza Italia. La seduta del civico consesso favarese si è conclusa con il confronto tra l'amministrazione comunale ed alcuni consiglieri su 3 interrogazioni presentate dagli stessi: sul potenziamento degli uffici cimiteriali di Piana Traversa e Fontana degli Angeli, sui ritardi nel rilascio del tesserino venatorio e sulla situazione della piscina comunale.